147esima escursione, 13esima volta qui in zona Balze, girettino classico. Partiamo dalle Balze, andiamo al Paradise Hotel Montefumaiolo, passando dal rifugio, dall'eremo di Sant'Alberico. Freschino, Anche oggi proviamo, collaudiamo il GPS, così prendiamo un po' manualità. Sony invece usa un altro tipo di GPS, che è l'app Como, prima volta che la usiamo, vediamo, e via. Oggi utilizzo anche uno dei regalini di Natale, vediamo come funziona questo qui, dell'Osprey. Siamo arrivati al primo bivio e dalla traccia fatta dobbiamo andare a destra. Invece al ritorno ritorneremo da là. Altro crocevia, qui passano veramente tantissimi percorsi e noi tiriamo dritto. Non tiro un soffio di vento. Arrivati al bivio, noi di solito giriamo a sinistra per andare direttamente al rifugio Biancaneve, invece questa volta giriamo a destra per andare al Faggio Scritto e poi dopo al rifugio Biancaneve, giusto per cambiare un po'. Arrivati a Faggio Scritto, in quella strada lassù si va, noi prendiamo quelli, si andrà per il Biancaneve, rifugio ex, a questo punto rifugio Biancaneve purtroppo. E qui che siamo a zona ex rifugio Biancaneve, tantissima brina, lì sembra che piova perché appunto si sta alzando il sole, sta sciogliendo la brina, il ghiaccio sugli alberi. Lì piove praticamente. Arrivati, vediamo se hanno due posti a sedere, non abbiamo prenotato perché non sapevamo che arrivavamo, oppure alla peggio prenderemo qualcosa, panino, piada, chi che sia. Sempre bello. Ah, il rifugio Biancaneve, gli hanno messo qui il segnale, l'insegna. Fumaiolo Paradise Hotel, abbiamo trovato anche il posto, mangiamo, siamo arrivati molto presto. Menù turistico, bombina, una bella bombetta. Per me cappellacci con formaggio e salsiccia. Vedete come scendiamo giù dopo la Si mangia. gran pranzettino finito qui al Hotel Fumaiolo Paradise. Sempre bello. Adesso andiamo verso la sorgente del Tevere. Confettino caldo ci vuole, tiene caldo. Le famose sorgenti del Tevere. Quest'albero che è così da veramente tanto tempo. Solito punto panoramico.
Si prosegue 5 minuti alla cascata del Tevere. Cascata del fiume Tevere, come immaginavo, bella piena, bella carica. E qui l'anello è chiuso. All'andata siamo andati su di là e adesso andiamo a scendere. ...147esima escursione, 13esima volta a zona Balza è finita, abbiamo fatto il solito giretto, siamo partiti da qui, infatti abbiamo chiuso l'anello, siamo arrivati e siamo passati dall'eremo di Sant'Alberico, poi a pranzo siamo andati, poi dopo al rifugio Fumaiolo Paradise Hotel, poi siamo mangiato benissimo, siamo andati alle sorgenti del Tevere, alle cascate del Tevere e siamo arrivati qui. Si sono abbassate le nuvole, infatti è diminuita la visibilità, ma nessun problema. Infatti avevamo anche la traccia GPS, perciò collaudato il chest rig dell'Osprey, veramente bel accessorio, con il freddo ci sta, hai tante cose a portata di mano e comodo, continuerò ad utilizzarlo. Se ti è piaciuta l'escursione, vuoi vedere anche le prossime, anche perché le prossime dovremmo essere sulle Dolomiti, segnati.